C'era scritto su una piramide egizia più di 4.000 anni fa: vi sia musica e canto davanti a te, getta alle spalle tutte le pene e vivi nella gioia, fino a quando noi faremo un viaggio verso un mondo che ama il silenzio. In questo mare quante navi e quanta gente è passata. Questa musica fino a le mani vanno da sole e io sono solo un'antenna, non è musica mia, chissà da dove arriva. Ma non è solo quello, in realtà tante grandi civiltà del passato hanno lavorato moltissimo su quello che noi chiamiamo esoterismo e quello che praticamente a noi pare
quasi inspiegabile, fenomeni inspiegabili come, che vi posso dire, la premonizione dei sogni, anche un certo tipo di meditazione, di rilassamento, come facevano a curarsi. E diciamo che gran parte di tutto questo i fisici della fisica quantistica, ma non solo gli scienziati di oggi, stanno scoprendo che appartiene a un dominio che è quello della vibrazione. Tutto vibra nel cosmo, tutto vibra, quello che c'è intorno a noi, nulla è statico, perfino queste pietre che vediamo a terra o i miei strumenti o i nostri vestiti sono tutti soggetti a vibrazioni, perché l'energia è tutto si muove. In principio era la vibrazione. Allora iniziamo a lavorare sulla vibrazione. Come entro? Come mi metto in rapporto con la vibrazione? Come faccio ad ascoltarmi e come faccio ad applicare questo Gnosis Auton? Inizio a ispirare lentamente. Proviamo. Ispiro lentamente col naso ed espiro con la bocca. Devo pensare all'onda del mare, come se fosse un'onda. Entro in un'atmosfera di rilassamento, chiudo gli occhi, ispiro la pace ed espiro tutte le mie tensioni, come se mi liberassi, come se io sono l'onda. Io ispiro la pace ed espiro la meditazione. Ispiro lentamente col naso ed espiro lentamente attraverso la bocca. Tutto si dilaga. Ascolto il silenzio.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.